Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal nostro club del cuore. Andiamo al video. Simone Inzaghi ha commentato per Sport Mediaset la vittoria dell'Inter in Coppa Italia, dando uno sguardo anche al campionato. È un bel segnale, non che ne avessi bisogno. È una finale di ottavi. Quando dico che ho 25 titolari penso davvero, quindi ogni giorno devo fare delle scelte. Per il bene dell'Inter oggi abbiamo dato un bel segnale, con una partita seria nella quale avevamo tutto da perdere. I ragazzi hanno giocato benissimo dal primo all'ultimo minuto. Ha debuttato. L'eliminazione contro il Bologna ci ha insegnato qualcosa. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, sappiamo che ci sono e ci saranno difficoltà, perché gli impegni sono tanti. Ma ho la fortuna di avere un grande gruppo di lavoro e dobbiamo continuare così, sapendo che da adesso in poi si giocherà ancora 4 giornate, poi un'altra il 28, poi la Supercoppa. Sono ottimi segnali. La squadra sembra migliorare ogni giorno che analizziamo, perché è stata un'ottima corsa, ma anche così quindi avremmo potuto fare meglio in alcune situazioni. Sulla Serie A, quanto è importante avere risposte continue da parte della squadra su concentrazione e determinazione, vista la concorrenza di Atalanta e Napoli? Sicuramente stiamo correndo, ma stanno correndo anche altre squadre. Le due che hai citato sono forti e hanno dimostrato questo, ma penso anche a Fiorentina, Lazio, Juventus, Bologna, Milan. Ho sempre detto che il campionato sarebbe aperto e non come gli ultimi due. Le trappole ci sono tutti i giorni e bisogna essere bravi. Non è facile. Recuperare l'energia disponibile dei giocatori. Sto passando anche a questo. Abbiamo qualche problema alle spalle. Da un mese ci mancano Acerbi e Pavard, che sono giocatori importanti. Ha commentato. Qual è la tua opinione fan napolitano? Lascia il tuo commento al video e iscriviti qui al canale Forza Napol.